La città metropolitana di Venezia per la terza volta prima in Italia per i rifiuti urbani con il 69,1% secondo il rapporto ISPRA 2019. Censimento con i dati 2018 che evidenzia come la differenziata sia in crescita in particolare su Mestre con oltre il 69% e su Venezia, Murano e Burano con quasi il 30%, sebbene qui ci sia il porta a porta. Sorpresa per Pellestrina virtuosa al pari di Mestre nonostante cambi il numero di residenti, ma resta ancora molto da fare a causa degli errori di scarti buttati nel secco. Il costo in bolletta non diminuisce laddove si potrebbero risparmiare diversi milioni di euro. Beh, complessivamente se tutti i nostri cittadini serviti nell'intera provincia di Venezia e nel comune di Mogliano riuscissero a fare al massimo del livello teorico possibile la raccolta differenziata, risparmieremmo 5 milioni di costi. Sforzo che richiederebbe di lavare ad esempio i vasetti di yogurt dopo l'ultimo cucchiaino immerso e così con le scatolette di tonno o vasetti di altro tipo. Idem per i cartoni della pizza che non vanno gettati nella carta ma nell'indifferenziata. Accorgimenti anche per l'umido che va gettato obbligatoriamente nell'apposito sacchetto. Report che evidenzia come purtroppo le città del veneziano a maggior flusso turistico, specie quelle vacanziere del litorale, siano nel fanalino di coda di questa classifica che racconta di buona educazione e rispetto per se stessi e per gli altri. C'è uno scotto da pagare per le città turistiche che accolgono le persone per le proprie vacanze e non tutti possono conoscere le regole che ci sono nel posto dove si va. Però insomma ci sono già esperienze positive anche nei litorali, soprattutto si confida su una crescita della coscienza ambientale e anche sui controlli che servono.